È stato presentato ieri al Libero Consorzio di Comuni che ne ha subito disposto la trasmissione al Ministero il progetto dell'aeroporto di Agrigento che ricalca in maniera abbastanza netta quello già elaborato e proposto dall'allora Presidente della Provincia Eugenio Dorsi, che prevedeva la collocazione dello scalo aeroportuale nella piana di Licata. Poi la Commissione Trasporti dovrà stabilire se inserire l'opera nel piano nazionale e si dovrà procedere al finanziamento. Ancora una strada lunga e in salita. Intanto esulta il deputato nazionale Gerlando Pisano. Quello che vedete è la nota di trasmissione che questa mattina la provincia regionale di Agrigento ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e naturalmente ha inviato questa nota di trasmissione anche all'assessorato alle infrastrutture regionali, dove nel primo pomeriggio io mi recherò per completare l'iter che prevedeva l'articolo 8 bis dei fondi di coesione, della legge Sud dei fondi di coesione. Cosa significa? Significa che veramente noi nei 120 giorni siamo riusciti a completare l'iter per la realizzazione e la creazione di un futuro aeroporto, un hub aeroportuale nella provincia di Agrigento. È una grande vittoria della politica, è una grande vittoria della nostra provincia e devo ringraziare sia il commissario Bologna, l'ingegnere Di Carlo e l'ingegnere Napoli per il grande lavoro che è stato fatto, ma devo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, dalla politica ai tecnici che si sono messi a disposizione. Da oggi veramente possiamo cominciare a parlare di aeroporto della Valle dei Templi.